È stata un grande successo la seconda edizione di Fiera e Festival delle Foreste, che dall'11 al 13 settembre eccezionalmente si è sdoppiata tra Longarone Fiere e i Boschi del Cansiglio. Un'edizione particolare e impegnativa da realizzare vista la pandemia da Covid, ma che ha dimostrato come la voglia di rimettersi in gioco con gli eventi fieristici dopo la tragedia, prima della tempesta Vaia e poi del lockdown, sia veramente più forte di qualsiasi virus, portando a Longarone numerosi turisti, visitatori e tanti curiosi. Un'edizione particolare perché arriva dopo un periodo particolare che è stato quello del Covid, che ovviamente ha messo in seria difficoltà il sistema fieristico italiano, ma soprattutto una piccola realtà come Longarone Fiere, ma che nonostante tutto questo abbiamo avuto la forza, la determinazione di voler ripartire. Questo è l'evento di fatto con cui noi ripartiamo, soprattutto dedicandolo ad un tema così di attualità come quello del legno, della montagna, del bosco, soprattutto a 2 anni, diciamo così, da quello che è capitato con la tempesta Vaia. Quindi è anche uno spunto di riflessione, di confronto per cercare di trovare delle soluzioni per far ripartire anche i nostri boschi. Proprio l'Europa, divenuta partner della manifestazione fieristica, è stata ed è al centro dell'attenzione in queste 3 giornate di Longarone, dedicate sia alle foreste e alla filiera del legno, ma anche all'ambiente, alla sostenibilità ambientale. Dal settore ittico al settore agrario al settore forestale nell'ambito della Regione Veneto. Queste attività dovranno essere tutte rivolte a creare economia, a dare reddito ai nostri agricoltori, ma soprattutto a pensare come sarà il mondo nel 2050 e quindi avere questa visione assolutamente che deve guidarci per portarci poi alle emissioni, all'equilibrio delle emissioni nel 2050. Veneto Agricoltura c'è, ci sarà ed è il suo scopo vitale, la sua mission. Un territorio particolarmente vulnerabile, fragile, colpito nel 2018 dal cataclisma climatico con la tempesta Vaia, che necessita di interventi come il Green Deal, un progetto messo in campo dalla Commissione europea che ha avviato attraverso una consultazione pubblica un futuro piano d'azione per l'agricoltura biologica, tema prioritario non solo per l'Europa ma per tutta l'umanità. A livello di finanziamenti ci saranno delle grandi opportunità. Le opportunità sono ovviamente offerte dal piano settennale, dal nuovo bilancio dell'Unione Europea che attualmente si sta disegnando nelle forme attuative e nei dettagli, dove attraverso i fondi anche strutturali, i fondi regionali, si arriverà a stretto contatto con i territori, quindi a portare queste risorse europee per l'agricoltura, per le foreste e per l'ambiente e la riqualificazione dei territori. Sicuramente nel 2050 vogliamo abbattere le emissioni nocive, insomma il più possibile ridurle maggiormente senza sfavorire lo sviluppo industriale. I finanziamenti del Recovery Fund andranno in stragrande maggioranza proprio sul Green Deal e quindi su questo tema dell'ambiente e tutto quello che è collegato. A Longarone, tra i tanti dibattiti, si è tenuto un incontro con i consorzi forestali per la gestione multifunzionale del bosco e sul piano strategico per il riposizionamento competitivo della filiera del legno.